Quest'anno l'edizione del Mandorlo in Fiore 2020 a Naro non si farà. Ad annunciarlo è il sindaco di Naro, onorevole Maria Grazia Brandara, che in un suo video spiega le ragioni. Siamo in gestione provvisoria. Le spese per il Mandorlo in Fiore potrebbero trasformarsi in debiti fuori bilancio. Quindi l'arrivo del commissario regionale per il bilancio, sin dal giorno del nostro insediamento, afferma l'onorevole Brandara, abbiamo dovuto agire in regime di gestione finanziaria provvisoria e sappiamo le difficoltà di questo comporta. Se io avessi saputo prima di questa situazione, forse ci avrei pensato 10 volte, 100 volte prima di accettare la candidatura a sindaco, ma ormai siamo qui e non possiamo abbandonare. Cari concittadini, oggi voglio parlarvi del perché siamo costretti a rimandare la sagra del Mandorlo in Fiore. E lo faremo con molta chiarezza e guardandoci negli occhi. Vedete, siamo in gestione provvisoria e le spese per il Mandorlo in Fiore potrebbero trasformarsi in debiti fuori bilancio. Beh, per la verità già probabilmente qualche passività arretrata, seppur di modica entità, per prestazioni artistiche o musicali o di intrattenimento già l'abbiamo. Anche se devo dire che la maggior parte delle spese per eventi culturali, musicali, di intrattenimento hanno trovato copertura negli sponsor o nell'intervento gratuito delle locali associazioni, che ringraziamo ancora una volta, o nei finanziamenti regionali come il Natale, che ha fatto vivere a noi naresi e non solo tanta ma tanta atmosfera di festa. Vedete, non vogliamo creare debiti ed è per tale ragione che rinviamo, come un corretto amministratore, il dovere di fare. Rinviamo, dicevo, la tradizionale sagra del Mandorlo in Fiore. Vedete, in questo momento storico il comune di Naro sta attraversando un difficile problema, un problema legato al bilancio, situazione che quasi tutti conoscete, ma che voglio brevemente riassumere, considerato che è una storia che non è di oggi, ma arriva da lontano. Vedete, per gli anni, per tornare insomma a un argomento che è stato molto dibattuto in questi giorni, per esempio per gli anni 2014 e 2015 lo Stato aveva notevolmente ridotto i trasferimenti ai comuni, compresa la nostra Naro, prevedendo di sopperire a tali mancati trasferimenti con l'IMU sui terreni agricoli che i comuni avrebbero introitato. Come sapete, molti concittadini, forse perché male consigliati, non hanno pagato. Torniamo al Comune di Naro e al suo bilancio. Al nostro insediamento abbiamo trovato un disavanzo di 450.000 euro. E già ci eravamo adoperati per spalmare questo debito nel triennio così come prevedeva la norma. I revisori ci hanno detto, da un approfondito esame che hanno fatto, che il disavanzo non era di 450.000 euro, ma in realtà era più di 1 milione di euro. E poi è andato in pensione il ragioniere comunale. E poi abbiamo dovuto assegnare ad interim ad uno dei capisettore la ragioneria e le finanze, caricando quel caposettore di un peso non indifferente in un ambito non di sua competenza. E poi ancora c'è stata una perdita di dati del database, del software dei servizi finanziari. E poi è arrivato il commissario ad acchita regionale per il bilancio e così via. Se io avessi saputo, vi parlo con il cuore in mano, se io avessi saputo di questa situazione prima, forse ci avrei pensato 10, 20, 100 volte prima di accettare la candidatura a sindaco. Ma ormai siamo qui e non possiamo abbandonare. Adesso abbiamo il dovere di andare avanti, abbiamo il dovere di risolvere la situazione. Vedete, sono tante le cose importanti a cui stiamo lavorando. Le vedrete con i vostri occhi nei prossimi mesi.
ma vi assicuro che presto farò un video per anticiparvele.